Riunione operativa programmatica si è svolta stamani in prefettura ad Agrigento, presieduta dalla dottoressa Giovanna Termini, vicario del prefetto, che sta seguendo l'intera vicenda. Alla presenza dei vertici istituzionali del comune di Agrigento, rappresentata dall'assessore Battaglia e dal responsabile della protezione civile comunale, dottor Sciara, della protezione civile agrigentina e regionale, dai vigili urbani, nella persona del comandante dottor Gaetano Di Giovanni, dai rappresentanti del Genio Civile e dai vigili del fuoco, per affrontare l'emergenza che si è venuta a creare dopo l'ordinanza di sgombro emessa dal comune di Agrigento in via cautelare ed eventualmente stabilire come fronteggiare le criticità, visto che la stagione delle piogge è ancora in corso. Al momento sono solo 4 le famiglie che hanno provveduto a lasciare le abitazioni, mentre altre 3 dovrebbero farlo nella giornata di oggi. Intanto ieri sera le famiglie, non appena ricevuto l'ordinanza di sgombro, hanno manifestato tutta la loro forte preoccupazione per quale sarà la sistemazione che troveranno. Il comune garantirà loro solo assistenza per 3 giorni, poi sarà compito delle stesse trovare un'adeguata soluzione. Ci hanno preso innanzitutto alla sprovvista perché noi eravamo tutti beatamente coricati nei nostri caldi letti. Ci hanno svegliato dicendoci che c'era stata un'ordinanza di sgombero ed eravamo costretti ad uscire dalle nostre case, senza sapere nemmeno dove andare, per quanto tempo e in che condizioni. Se questa è una situazione che può andare avanti. Io mi sento di terminare, vedi, caduto mi sogno il resto. No, io da mia casa non ne esco. Signora, svegliati in tarda notte, questa notte... Sì, è cuccata, perché manco sentivo tutto. È una cosa giusta che la... E la cuccata manco sentiva a cucinare. Alle 10 e mezza, mezzanotte vengono a rompere le persone, a disturbare le persone, ma mi sembra un pochettino strano perché ci stanno delle persone anziane, sofferente e tante cose. Io sono la figlia di un'inquilina all'ultimo piano che abita mia figlia e giustamente bambini piccoli e svegliarle nella notte non mi sembra una cosa giusta. Tornava a questo punto, si è arrivati perché la negligenza dell'amministrazione sarà nulla, o meglio, è stata proprio niente sul discorso di Monserrato o chi ci abita. Intanto il consigliere Marco Vullo, che dallo scorso anno ha seguito da vicino la vicenda, esprime tutto il suo rammarico per quello che non è stato fatto fino ad ora. Sostanzialmente la questione è gravissima. Ci ritroviamo noi oggi, a distanza di 15 anni, di grida, di solleciti, di denunce, di richieste agli organi competenti. Mi riferisco all'amministrazione comunale, mi riferisco alla protezione civile comunale, alla protezione civile regionale, al presidente della regione Rosario Crocetta, che ha ricevuto personalmente da me, quando lui era presidente, e quindi all'assessorato regionale, una nota scritta per un sollecito immediato per vedere di porre rimedio al costone franoso di via Favignana. Oggi ci ritroviamo, che cosa? Alle 23 di ieri sera i vigili urbani hanno notificato a 6 famiglie residenti in via Favignana numero 5 lo sgombero perché c'è lì il pericolo di crollo. E che cosa abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto l'acqua calda. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto il peggio che si poteva fare di amministrare. Sostanzialmente è il fallimento totale della politica, dell'amministrazione regionale, dell'amministrazione comunale, di tutti. Nessuno può dire che non sapeva, perché tutti sapevano. Io personalmente e i residenti di via Favignano, scritto, riscritto, ci sono state riunioni, ci sono stati interventi. Le uniche cose che sono state fatte lì sono state le palificazioni in legno per venire ogni volta a pensare di risolvere il problema. E oggi ci ritroviamo con 6 famiglie in mezzo alla strada, dove gli si dice che per 3 giorni avranno una sistemazione di strutture ricettive e dopo vergogna. Dobbiamo dire questo, vergogna.